Buonasera a tutti amici ed amiche di Sporthouse FUG per la seconda giornata del campionato di Serie C maschile Friuli Venezia Giulia di Gallo che spinge non con veemenza ma con intelligenza i 2 punti. Allora c'è Gallo a correre, a tirare in contropiede contro 3 giocatori di Udine. Carnielli, il blocco per Trevisini, arresto e tiro per Trevisini che va a segno per la Calligaris. Trevisini muove il pallone, palleggio, lo scarico nell'angolo, c'è De Simon, l'arresto, va a tirare De Simon! De Simon sul fondo deve scaricare, dove c'è Bovolo, extra pass per Barazzutti! Ha un netto svantaggio in termini di velocità di piedi, eccolo Mainardi che si prende il tiro in ritmo! Mainardi, bello step back di Mainardi. Prova a metterci ordine Trevisini, lo scarico per Cautiero che va al tiro da 3 punti! Monticelli rischia di perdere la sfera. Tantissimo spazio. Una prateria per Gigi Cautiero. Silvestri, Bosio non ci pensa mezzo secondo! Adesso stiamo vedendo una partita decisamente più carina rispetto a quella del primo tempo. Ancora Bosio! Difficile per lui la ricezione. Baldin continua in continuità. Poi arriva la grandissima azione end one di Carlo Baldin che fa vedere i muscoli. Cautiero blocca, poi rolla. C'è il canestro di De Simon. 5 lunghezze contro quelli che a mio avviso erano favoriti alla vigilia, ovvero Bosio dalla lunga distanza! Esce dall'altra parte del campo il blocco di Silvestri, non portato benissimo, c'è il cambio, il fallo De Simon. Vede nell'angolo libero Fabio che deve segnare questa palla! 35 secondi sul cronometro, Mainardi vuole comunque attaccare, fa sul serio, grande step back! Finisce così al Palasport Benedetti di Udine. Corno di Osazzo batte i padroni di casa dell'Udine Basket Club per 64-54.